32esima giornata, Ascoli Reggina 0-3, Bari Padova 3-0, Cesena Livorno 0-0, Cittadella Spezia 0-0, Crotone Vicenza 1-0, Juve Stabia Sassuolo 1-1, Lanciano Verona 1-2, Modena Empoli 2-3, Pro Vercelli Brescia 2-3, Ternana Grosseto 0-0, il quadro si completa domani alle 20:45 con Varese Novara. La classifica della Serie B: Sassuolo 71, Verona e Livorno 60, Empoli 53, Varese 47, Brescia 45, Padova 42, Juve Stabia 41, Novara e Crotone 39 insieme con la Ternana, poi Modena, Cittadella, Lanciano e Cesena 38, Ascoli 37, Bari e Spezia 36, Reggina 35, Vicenza 31, Pro Vercelli 25, Grosseto 23. Crotone e Vicenza si affrontano nella ricerca di punti salvezza, calabresi chiamati ad una risposta convincente dopo il cappotto rimediato a Novara, ospiti nel pantano della zona rischio, perciò mal disposti a lasciare spazi. Bilancio nettamente a favore del Vicenza che allo stadio Ezio Scida ha vinto per ben 6 volte, l'ultimo blitz 2-1 nel novembre del 2010. Formazioni per nulla scontate, con Drago e Dal Canto che modificano qualcosa rispetto alle previsioni. Per i padroni di casa in campo Ligi al posto di Vinetò in difesa, Galarda e Maiello a centrocampo al posto di Crisetige e Matute, De Giorgio a sostegno delle punte nel 4-3-1-2, Vicenza con Di Mattei e Mustacchio al posto di Lacco e Semioli, il modulo è il 4-4-2. All'andata fini 0-0, dirige l'incontro il signor Di Paolo di Avezzano, la serata è fresca ma non fredda, il terreno di gioco in buone condizioni. Parte subito forte il Crotone, al nono c'è una discesa di Maiello, respinge Bremec sulla ribattuta, Ciano ci prova in acrobazia ma il tentativo non sortisce effetti. Poco dopo è De Giorgio che ci prova con un destro di collo pieno, il pallone finisce fuori. Al 18esimo è ancora De Giorgio, 2 volte a rendersi pericoloso dal limite, sulla prima conclusione è bravo Bremec a deviare in calcio d'angolo. Sugli sviluppi il tiro del numero 10 rossoblù è potente e di poco alto. E al 32esimo si fa vivo Gabionetta, finora in ombra, destro debole parato da Bremec. Passiamo alla ripresa, parte ancora una volta forte il Crotone, Gabionetta si libera per il tiro sinistro alto. 3 minuti più tardi avanza Eramo, si accentra, carica il destro, cerca l'angolo, non lo trova. Ottavo, sembra più vivace la squadra di casa, alza il ritmo Gabionetta, tenta l'iniziativa personale ma la sua bordata non impensierisce Bremec. La risposta ospite non si fa attendere, Caglioni prima sventa un cross insidioso, sulla respinta Ciaramitaro calcia forte ma centrale, il portiere del Crotone e sventa come può. 19esimo, lancio di Eramo per Del Prete che tocca per Ciano, la volée dell'attaccante costringe Bremec a deviare in angolo. Rivediamo questa azione, il tocco di Del Prete, Ciano che ci prova ma il pallone viene deviato dal portiere del Vicenza. Spinge il Crotone, siamo al 23esimo, ancora un'opportunità sui piedi di De Giorgio che tenta un pallonetto su cui Bremec si inarca, smanaccia, Pettinari è entrato in campo nella ripresa ma l'acrobazia non trova lo specchio della porta. 42esimo, passa il Crotone quasi ai titoli di coda, c'è un calcio di punizione di Del Prete, parabola per la testa di Eramo, l'inzuccata è precisa e angolata, Bremec è battuto, esulta anche Drago, la felicità di Eramo. Immediata la risposta del Vicenza che sfiora 2 volte il pari sugli sviluppi di 2 calci d'angolo, sul primo c'è la deviazione di un difensore, sull'altro un colpo di testa di Tiribocchi finisce fuori d'un soffio. Per il Crotone è un successo importante e meritato che spegne le polemiche per il KO di Novara. Vicenza che sprofonda in classifiche e si fa davvero dura per la salvezza. In vista del volatone i margini di recupero diventano sempre più stretti. Dura ingoiare il rospo a pochi istanti dal triplice fischio. È il primo successo dei calabresi sui veneti dopo numerosi tentativi andati a vuoto. 3 punti firmati da Eramo, il migliore in campo. Ribadiamo il finale a Crotone. Crotone batte Vicenza 1-0.
3 punti quasi insperati, il Crotone supera il Vicenza grazie a un gol di Eramo a 2 minuti dal 90° e rende lieto il finale al pubblico dello Scida. Partita effettivamente poco divertente, i padroni di casa provano a spingere sin da subito sull'acceleratore, non trovando però gli spazi giusti per incidere. Gabionetta risulta alquanto isolato là davanti, Drago in panchina urla, pretende da Ciano e De Giorgio un dialogo maggiore e soprattutto più conclusioni dalla distanza, unico modo in cui sembra veramente possibile impensierire Bremek. Di idee però effettivamente poche, si va all'intervallo senza reti ed è solo nella ripresa che la gara si accende, non sul piano delle occasioni ma almeno su quello del ritmo. Il Crotone propone una manovra più avvolgente che possa consentire a Gabionetta di farsi insidioso e l'attaccante rossoblù ha più palle giocabili, riuscendo con maggiore insistenza ad andare al tiro. Pare stregata però la porta di Bremek in questa partita che col trascorrere dei minuti diventa aperta a qualsiasi risultato, perché il Vicenza intende sfruttare gli spazi e lo fa verticalizzando appena riesce, puntando a innescare il suo tandem offensivo Tiribocchi-Malongà. A pagare però è la maggiore spinta offensiva calabrese che trova realizzazione al minuto 88 del prete Crossa. Eramo stacca di testa in là in sacca, è il gol decisivo quello che regala ai pitagorici 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. La quinta rete stagionale del centrocampista rossoblù vale una vittoria tutto sommato meritata per il Vicenza che con Dal Canto aveva sempre vinto in trasferta, secondo KO consecutivo e classifica sempre amara, terzultimi a 31 punti.